Dottor Nicolardi, la situazione come sta evolvendo? C'è una piccola nota di positività nel trend dei contagi? Certo, stiamo registrando una diminuzione dei casi di positività da un po' di giorni a questa parte e quindi questo è positivo. Stiamo anche registrando sempre di più persone che da positive in quarantena vengono, diciamo, controllate con il doppio tampone che risulta negativo e quindi escono dalla quarantena. Secondo voi quindi il trend continuerà ancora a scendere? Noi ce lo auguriamo vivamente e speriamo anche che le persone capiscano che quello che è stato fatto fino ad oggi non può essere vanificato, intraprendendo azioni contro quelle che sono le regole della prevenzione. Quindi auspichiamo che tutto proceda nei termini in cui è stato impostato e in cui si è condotta l'attività preventiva fino ad oggi, e sicuramente il trend non potrà che andare in questa direzione, cioè diminuzione dei casi di positività. Dottor Filippi, ad oggi la situazione delle RSA come sta evolvendo? La situazione è buona, abbiamo un tasso molto basso di positività, appena sopra il 2%. La struttura Francescon, che era quella più interessata, ha una lieve riduzione degli ospiti perché si sono negativizzati. Adesso li stiamo riposizionando, la struttura li sta riposizionando in nuclei liberi da Covid, e gli altri sono ovviamente sotto stretta sorveglianza medica e in supporto assistenziale. Anche ieri un infettivologo si è recato in struttura per vederli e per fare il punto sull'inquadramento terapeutico. Dottoressa Carraro, questa situazione sanitaria sta cambiando anche la mentalità della gente nell'approccio agli ospedali e ai pronti soccorsi? Come sta cambiando e come cambierà ancora? Beh, è evidente che dobbiamo avere tutti delle attenzioni in più. Questo virus ci ha insegnato che dobbiamo mantenere le distanze, dobbiamo lavarci le mani molto frequentemente, evitare i contagi, e questo dobbiamo averlo nella nostra vita personale, ma anche quando accediamo a strutture diverse. In particolare nelle strutture ospedaliere bisogna avere una determinata attenzione, entrare sapendo che entriamo in un ambiente dove ci sono tante altre persone malate, molto concentrate, e quindi dobbiamo imparare, uno, a difenderci noi stessi, quindi evitare, diciamo, i contagi; due, cercare di non portare i contagi, quindi avere l'attenzione in particolare in questo periodo di accedere solo se se ce n'è bisogno, usare la mascherina, lavarsi le mani, fare attenzione quando si incontrano le persone cercando di mantenere le distanze. Sicuramente dovremmo rivedere anche le nostre organizzazioni, le sale d'attesa devono essere affollate. Da bambini non ci portavano in ospedale a trovare le persone. Questa è una pratica che è diventata molto frequente negli ultimi anni. Ecco, bisogna che ci riflettiamo, forse non bisogna cambiare queste abitudini nel confronto dei malati, degli ospedali e delle strutture di questo tipo.